Faceva scaricare il braccialetto elettronico per metterlo fuori uso, la polizia lo scopre e lo arresta. Già colpito dal divieto di avvicinamento alla compagna, il 28enne è ritenuto responsabile di maltrattamenti e di aver intenzionalmente evitato di caricare il bracciale, rendendo così inefficace la misura. L'indagato era stato denunciato dalla compagna lo scorso ottobre ai poliziotti che ne avevano delineato un grave quadro indiziario. Il giovane, infatti, nell'arco dei 4 anni di relazione, dalla quale recentemente era nata anche una bambina, avrebbe sottoposto a frequenti vessazioni fisiche e psicologiche la donna, maltrattandolo anche durante e dopo la gravidanza e non contribuendo ad alcun sostegno economico. Così il tribunale aveva disposto nei confronti dell'uomo la misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con la relativa applicazione del braccialetto elettronico. Gli investigatori del commissariato di Mestre, specializzati nell'ambito della prevenzione e del contrasto della violenza di genere, hanno continuato a monitorare la situazione, trovandolo in un'occasione oltre la distanza disposta dal giudice e accertando inoltre che l'uomo non caricava il dispositivo, vanificando di fatto il sistema di controllo.